Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Piero Caffio che ci guida dalla regia. Ultima puntata della settimana e quindi cerchiamo di scivolare via in leggerezza. Di cosa ci occuperemo questa mattina? Innanzitutto avremo la presentazione della nuova stagione del Teatro Orfeo e poi parleremo di Lido Azzurro, quindi un tuffo nel blu del mare di Lido Azzurro nonostante la vicinanza con la zona industriale e con il verde della pineta bellissima, lussureggiante di Lido Azzurro. Ma parleremo, a proposito di Lido Azzurro, degli interventi dell'acquedotto pugliese, credo dopo 40 anni di attesa da parte dei residenti, ma ne parleremo proprio con gli abitanti di Lido Azzurro. E poi il calcio, c'è un'iniziativa abbastanza singolare, i capigruppo del Consiglio Comunale hanno inviato una lettera al presidente della Lega Nazionale Dilettanti chiedendo direttamente il ripescaggio del Taranto in Serie D. Ci collegheremo con il presidente del Consiglio Comunale Gianni Liviano, che ci racconterà com'è nata questa iniziativa e su quali basi si fonda. E sempre a proposito di sport, sentiremo quali sono le novità introdotte dal Comune per alleviare i disagi dei cantieri BRT proprio in vista dei Giochi del Mediterraneo. E poi ancora vedremo i biglietti finalmente messi in vendita almeno per la cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo. Pensate che in poche ore sono già stati venduti oltre 3.000 biglietti per la cerimonia di apertura. E ancora sport, ma a sfondo sociale, perché parleremo del memorial dedicato a Massimo Battista, il consigliere comunale scomparso prematuramente. E concluderemo con l'oro di Taranto. E qual è l'oro di Taranto? La cozza. E vedremo attraverso miti di mare quali sono i progetti e le prospettive del nostro elemento identitario. Ma adesso sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maia. L'oroscopo di Maia. Buon venerdì a tutte e a tutti da Maia e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, potreste ricevere oggi una notizia felice o un'entrata economica imprevista. Anche nei rapporti sociali riuscite a generare empatia, collaborazione e stima. Non sprecate questo momento, cogliete tutto ciò che vi viene offerto. Toro, verrà fatto oggi qualche errore di valutazione sul piano professionale che inizialmente non avevate considerato. Non sarà difficile per voi però risolvere questo genere di situazioni. Certo che maggiore attenzione potrebbe prevenire. Gemelli, avete modo di brillare per originalità e intuizione oggi e una risposta che aspettavate da tempo potrebbe finalmente arrivare con buone notizie. Il contesto premia chi sa rischiare con intelligenza e voi siete tra questi. Cancro, sarete sovrappensiero oggi per questioni che riguardano proprio le situazioni di carattere economico. Continuare a lavorare con più concentrazione potrebbe darvi risultati migliori. Leone, state vivendo un momento di ascesa positiva, dove la fortuna vi supporta soprattutto nella sfera lavorativa. Un riconoscimento, una nuova collaborazione o un piccolo successo personale vi faranno sentire sulla strada giusta. Vergine, senza grandi scossoni riuscirete a consolidare ciò che avete costruito. Le comunicazioni sono fluide, i contatti si rivelano utili e un piccolo evento può trasformarsi in qualcosa di prezioso. Attenzione solo a non disperdere le energie. Bilancia, vi sentite spinti da una forza interiore che vi fa muovere con decisione. La fortuna vi aiuta a superare ostacoli che fino a poco fa sembravano insormontabili. Ci sono segnali positivi legati ai soldi, ad un progetto o a un nuovo inizio. Scorpione, avete la sensazione che qualcosa stia per cambiare, ma serve ancora un po' di pazienza. La fortuna è altalenante, ma vi protegge dalle scelte sbagliate. È importante ascoltare il vostro intuito e fidarvi delle persone che si sono sempre dimostrate leali. Sagittario, vi trovate in una fase in cui tutto sembra richiedere più energia del previsto. Il consiglio è di non lasciarvi scoraggiare da piccoli contrattempi. Ciò che oggi sembra sfuggire, domani potrebbe tornare potenziato. Capricorno, un senso di insoddisfazione potrebbe colorare la vostra giornata. Le aspettative non vengono ripagate
e alcune situazioni sembrano bloccate. Evitate conflitti inutili e dedicatevi a ciò che vi fa sentire più centrati. Acquario, un'eccessiva attenzione ai dettagli rischia di farvi perdere il quadro generale. Non tutto può essere controllato. Accettate l'imprevisto con un pizzico di ironia in più. Pesci, nel lavoro potreste ottenere una conferma importante oppure ricevere una proposta interessante. In amore torna la voglia di lasciarsi andare. Le coppie riscoprono complicità e passione, mentre i single sono totalmente liberi. Oggi vi saluto con questa citazione: se il silenzio è d'oro, la parola è di platino. Diffonde sapienza, disperde l'ignoranza, dà fiato ai risentimenti, stimola la curiosità, solleva lo spirito e allevia la solitudine in fondo all'anima. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maya. E noi riprendiamo con la rassegna stampa dei maggiori quotidiani regionali. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, l'apertura dedicata alla crisi della Natuzzi, la lunga notte del flop. Dopo 11 ore si è interrotto il confronto che si è svolto ieri al Ministero delle Imprese. L'azienda avanti con cassa integrazione e chiusure, trattativa naufragata a causa di un passaggio che riguarda la produzione all'estero. La maratona al Ministero, Di Sciascio, cioè l'assessore regionale al lavoro, allo sviluppo, dice racconta intesa molto vicina, poi si è bloccato tutto. Quindi Natuzzi, la vicenda della quale ci siamo occupati anche nei nostri spazi di informazione in radio e in TV, al centro del Corriere del Mezzogiorno. E poi ragazzo, la vicenda tristissima del giovanissimo Giulio Razzano, trovato morto nella Gravina di Castellaneta. La procura indaga per istigazione al suicidio. C'è il sospetto che dietro questo gesto amaro, triste, drammatico di questo ragazzo di appena 20 anni possa esserci l'ombra del bullismo. Sono storie che vorremmo non raccontare mai. Passiamo adesso a Repubblica Bari. Purtroppo apre con la notizia di un grave incidente stradale che è accaduto a Foggia, auto fuori strada, 3 morti. E poi la politica, Michele Emiliano, il CSM approva la consulenza al Senato, si occuperà di caporalato. Queste le principali notizie di Repubblica Bari. E una notizia la diamo ancora perché riguarda una vicenda che in qualche modo ci coinvolge parallelamente, perché anche a Bari ci sono disagi per i cantieri delle BRT. Per un mese in corso Vittorio Emanuele 2 corsie con carreggiata ridotta. Da lunedì 29 giugno a mercoledì 29 luglio saranno attive modifiche temporanee alla circolazione. Il cantiere interesserà un nodo centrale della rete BRT attraversato da 3 linee blu, rossa e lilla. Quindi a Bari ancora c'è addirittura una linea in più rispetto a Taranto. Adesso sono le 7:30, musica, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa. E da Gianni Morandi e Alessandra Moroso passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Anche la Gazzetta apre con la crisi Natuzzi, salotti all'estero, il titolo d'apertura. Natuzzi non cede, stop 3 fabbriche, divani in Romania. E intanto una notizia che riguarda le Ferrovie dello Stato, va via Donnarumma, il barese Strisciuglio guiderà Ferrovie dello Stato. E ancora Barletta, e qui abbiamo una notizia che riguarda l'impatto tra industria, ambiente e territorio. Barletta sì al fermo della cementeria. Dopo i guasti e le avarie, il sindaco firma l'ordinanza antipolveri. Matera shock, scovata chat pedopornografica in manette un 30enne. E poi una notizia che ci piace sottolineare: tutti in piedi al San Nicola per l'ultimo saluto a Igor Protti, il campione che ha perso la vita dopo una lunghissima malattia. Oggi, stasera alle 20:15, la cerimonia con le ceneri del bomber. Passiamo a Quotidiano. Spiagge, l'esercito dei bimbi, quindi apertura diversa di Quotidiano. Viaggio sulla costa.
dove i più piccoli vengono impiegati, tra virgolette, per vendere bigiotteria e teli. L'allarme è la mobilitazione. L'esperto dice: lo sfruttamento agisce sullo sviluppo psicofisico. Il litorale sotto la lente, qui ci avviciniamo alle nostre zone, alla Litoranea salentina. Tuffi vietati alla foce del fiume Chidro, vigilantes in azione e multe da 500 euro. E poi lo anticipavamo proprio in apertura della nostra trasmissione: Giochi del Mediterraneo e febbre per l'apertura, 3.000 biglietti venduti in 3 ore. Ticket disponibili da ieri per l'inaugurazione, sarà la prima per lo Iacovone il 21 agosto. Il dopo Medimex, una vicenda che ha suscitato un mare di polemiche, scandalo navette, i primi richiami ai dipendenti dell'Amat. Abbiamo ancora il tempo per sfogliare la prima pagina dell'edicola. Sanità, 4.000 nuove assunzioni, ma sotto stretta sorveglianza, il filtro della regione. E poi, come dicevamo, il calcio, i consiglieri comunali alla Lega, ripescaggio. E l'ha richiesto, ovviamente. E adesso ancora un po' di musica e poi torneremo in studio per i primi servizi di questa mattina. Noemi, tu cosa fai questa sera? Piero Caffio, tu cosa fai questa sera? Non lo sa, scuote la testa Piero Caffio. La nostra serata è ancora tutta da inventare. E allora, le piacevolezze dell'estate, l'Orfeo Summer, la programmazione del Teatro Orfeo. Sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta. Un festival per tutti i gusti. Taranto scommette sulla cultura e lo fa unendo le forze ai migliori della città. L'Orfeo Summer Festival e Ultrasuoni Music Fest, in programma dal 25 al 28 luglio sulla rotonda del Lungomare, non è solo un cartellone di grandi eventi e di prime serate, è prima di tutto il manifesto di una comunità che vuole rispeccarsi nella bellezza e nella crescita sociale. E chiuderemo poi col Ciao Ciao Tour, che sembra fatto apposta, gli Oasis, ovvero sia Toti e Tata, con questa reunion diciamo di un evento che ci ha fatto sorridere per tanti anni. E ripeto, siamo andati incontro alle esigenze un po' di tutta la città e non solo, perché stiamo avendo adesioni anche da fuori ed è bello vedere finalmente Taranto viva anche di gente che non conosce le nostre bellezze. Una visione che quest'anno porta sul palco della rotonda spettacoli capaci di intercettare ogni tipo di pubblico, dai bambini ai più grandi, da Massimo Ranieri a Toti e Tata, passando per Carolina e Vincenzo Salemme. Bene, e adesso, dopo aver assaggiato quale sarà la programmazione estiva del Teatro Orfeo, direi di restituire la linea per qualche minuto a Piero Caffio. Poi di nuovo in studio parleremo di Lido Azzurro. Nonostante l'età, il ritmo di questo brano di Raffo mi sembra ancora abbastanza attuale, ma adesso, come dicevamo in precedenza, andiamo al Lido Azzurro, perché sono stati adottati importanti provvedimenti per restituire un minimo di vivibilità ad una località molto bella, purtroppo non fortunatissima, vuoi per la vicinanza alla zona industriale, vuoi perché spesso trascurata dalla pubblica amministrazione. Parliamo di Lido Azzurro. Il coordinamento cittadino di Lido Azzurro prende atto del passaggio amministrativo in Consiglio Comunale relativo all'acquisizione delle strade del quartiere al patrimonio comunale, ma si tratta pur sempre di qualcosa che arriva con estremo ritardo. Il coordinamento, rappresentato da Laura Musillo, infatti rifiuta il tono celebrativo con cui viene raccontato questo momento dell'attività amministrativa del Comune di Taranto e dichiara: la vera festa la faremo quando a Lido Azzurro, come in qualsiasi normale quartiere di qualsiasi città italiana, sarà finalmente possibile aprire il rubinetto e vedere scorrere acqua corrente nelle abitazioni, quando le famiglie potranno usufruire di una rete fognaria moderna e di servizi essenziali che da troppo tempo vengono negati a questa comunità. Vorremmo sapere quindi se l'acquisizione formalizzata dal Comune riguarda effettivamente tutte le strade abitate di Lido Azzurro, se nell'elenco delle strade acquisite figurino anche alcune delle poche vie dove già oggi risulta presente un tronco dell'acquedotto.
Una circostanza che merita certamente un approfondimento e una spiegazione, ma il punto centrale resta un altro: i tempi. Laura Musillo nella nota richiama le dichiarazioni rilasciate nella nostra trasmissione Rosso di Sera dello scorso 27 maggio dal responsabile della comunicazione per Acquedotto Pugliese, Vito Palumbo, in base alle quali, dice Musillo, per Lido Azzurro esiste attualmente soltanto uno studio di fattibilità con una quantificazione preliminare delle opere necessarie per un importo di circa 13 milioni di euro. Non sappiamo nemmeno se tale studio riguardi l'intera area abitata del quartiere. Se questo è il punto di partenza reale, appare evidente che il percorso è ancora nelle sue fasi iniziali. Per questo motivo chiediamo, conclude Laura Musillo, che Comune, Acquedotto Pugliese e Autorità Idrica rendano pubblico un cronoprogramma dettagliato con tempi certi per la progettazione, il reperimento delle risorse, le approvazioni necessarie e l'avvio dei lavori. E tra qualche minuto ci collegheremo proprio con Laura Musillo, portavoce dei residenti di Lido Azzurro. Cercheremo di capire meglio quale potrebbe essere il vantaggio dell'acquisizione al patrimonio comunale delle strade del quartiere e quali sono gli interventi ancora attesi soprattutto per quanto riguarda appunto la rete fognaria e idrica. Ma adesso ancora qualche minuto di musica, poi alle 8 il GR nazionale, poi torneremo in studio per collegarci con Musillo del coordinamento dei cittadini di Lido Azzurro. E allora torniamo a parlare di Lido Azzurro. Lo facciamo con Laura Musillo, che rappresenta il comitato dei cittadini della località balneare appena fuori città. Buongiorno Laura Musillo. Buongiorno. E allora, dopo non so più quanti anni, il comune acquisisce le strade di Lido Azzurro, quindi finalmente dovrebbe esserci una manutenzione più attenta delle strade e della viabilità di Lido Azzurro. Dovrebbe essere una buona notizia. Sicuramente una buona notizia, però insomma per noi ad oggi non è cambiato nulla dal punto di vista dei servizi essenziali, quindi soprattutto impianto idrico e fognante. E soprattutto non avverrà neanche tra un anno, tra 2 anni, cioè noi per ancora svariato tempo comunque non avremo l'acqua corrente potabile, non la vedremo uscire dai nostri rubinetti. Ci sono generazioni intere che sono nate e cresciute qui, che questa cosa per altri normale non l'hanno mai conosciuta, non l'hanno mai vista. Gli abitanti però vorrei capire una cosa, cioè voi non avete acqua corrente nelle vostre case? Non abbiamo acqua potabile, no, ci riforniamo dalle fontane pubbliche, dalle 4 fontane pubbliche che sono nel quartiere. Quindi c'è un tronco principale che circonda il quartiere e tra l'altro adesso con le temperature che si alzano, insomma le persone anziane che vanno a riempire i bidoni, le bottiglie di acqua per cucinare è anche abbastanza pericoloso, ecco, insomma. Però l'acquedotto ha dato una serie di indicazioni per interventi, no? Su Lido Azzurro, l'acquedotto pugliese intendo. Sì, indicazioni non incoraggianti, perché insomma quando ci è stato parlato per la prima volta di questa acquisizione delle strade sembrava un progetto già pronto, addirittura c'è stato riferito di finanziamenti PNRR pronti per la realizzazione di queste opere. Quando poi abbiamo avuto questo confronto televisivo con Acquedotto Pugliese ci è stato detto che invece non c'è ad oggi un progetto per Lido Azzurro, non ci sono tempi certi, si parla di un orizzonte temporale addirittura superiore ai 5 anni e quindi tutto questo è sconfortante, anche perché questa cosa dell'acquisizione delle strade ci sono abitanti più anziani, perché qui ci sono insomma 3 generazioni che lottano, che hanno sempre lottato da decenni per i diritti essenziali, che sostengono sia stato già fatto in passato. Quindi abbiamo timore che la cosa si blocchi, si incagli, anche perché se andiamo a vedere le tempistiche, è stato detto anche in Consiglio Comunale che la prima richiesta è partita addirittura nel 2021, questa procedura di acquisizione si è conclusa poi adesso nel 2026, quindi andiamo a guardare un attimo l'orizzonte temporale delle campagne elettorali
Quindi abbiamo avuto, diciamo, questa promessa all'ultima campagna elettorale delle amministrative. La delibera del comune è stata fatta poi in occasione delle elezioni regionali. Adesso, insomma, speriamo di non dover aspettare le prossime elezioni per un prossimo passo, perché altrimenti neanche tra 25 anni vedremo cambiare qualcosa qui. Eppure Lido Azzurro, se adeguatamente valorizzata come località, potrebbe esprimere molto, nonostante la vicinanza alla grande industria, perché c'è una pineta magnifica e anche il mare non è male, almeno a seconda di come soffia il vento, però voglio dire, è una località che meriterebbe molto, molto di più. Sì, infatti molti abitanti se ne prendono cura veramente come fosse casa propria, cioè è casa nostra ovviamente, e quindi insomma c'è chi si occupa del verde pubblico, c'è chi addirittura, perché ci sono 2 accessi alla spiaggia a Lido Azzurro, no? Allora quest'anno il comune ha provveduto alla passerella su uno dei 2 accessi, l'altra era stata già realizzata da un abitante proprio per aiutare i disabili, comunque le persone con difficoltà a raggiungere il mare, anche la pulizia delle strade, tagliare l'erba, la pineta, insomma gli abitanti si sono sempre occupati da soli di queste cose proprio per cercare di valorizzare il quartiere, ma è chiaro che abbiamo bisogno di altro. Manca l'intervento pubblico, insomma, manca l'intervento pubblico. Esatto, sì. Laura Musillo, continueremo a occuparci di Lido Azzurro, intanto grazie per questa ulteriore testimonianza. Grazie a voi, buona giornata. E linea di nuovo a Piero Caffio in regia. E passiamo al calcio, al nostro Taranto che ci fa penare. Sfumato il sogno della promozione sul campo in Serie D dopo la sfortunata partita con il Gladiator. La partita di ritorno con il Gladiator che si è conclusa con una incivile invasione di campo da parte di alcuni soggetti che poi sono stati prontamente individuati e sanzionati. Si tenta adesso la strada del ripescaggio e per sollecitare insomma questa soluzione scende in campo, è il caso di dire, il Consiglio Comunale. Ne parliamo col Presidente del Consiglio Comunale, Gianni Liviano. Buongiorno Presidente. Buongiorno Direttore, buongiorno a tutti. Allora, come Consiglio Comunale avete inviato una lettera al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per chiedere di ripescare il Taranto, ma su quali basi? Se dovessimo stare alle indicazioni specifiche, dettagliate del regolamento, evidentemente forse le nostre possibilità di successo di essere pescati non sarebbero così tante. Se dovessimo ragionare, e lo dico con grande sofferenza, tenendo conto di quello che è successo, e non possiamo prescindere da quello che è successo, evidentemente purtroppo dopo la partita del Gladiator, diremmo che insomma non siamo meritevoli di nessun atto di attenzione perché dei delinquenti hanno fatto quello che hanno fatto. In realtà credo che ci sia una città con un bacino d'utenza enorme, con una storica passione per il calcio, con un'attenzione fortissima, con una presenza enorme di tifosi durante le partite interne a Massafra. Non c'è mai stata una partita interna che non abbia registrato un numero notevolissimo di presenze, quindi c'è un'attenzione forte ed non si può sentire che Taranto è una città che ha più di 180.000 abitanti faccia l'eccellenza. C'è un problema di bacino d'utenza e di buonsenso. Credo che sia anche un interesse economico da parte della Lega di tenere il Taranto in una serie più alta. Poi dire il sogno di essere promosso in Serie D è già di suo una cosa che non si può sentire, cioè nel senso che è così, cioè noi siamo in eccellenza e speriamo di essere promossi in Serie D, ma che Taranto debba avere il sogno di essere promosso in Serie D, cioè racconterei un sogno di essere promosso in Serie A e sarebbe un po' più coerente. Quando eravamo ragazzini sognavamo la Serie A, adesso dobbiamo pregare per il ripescaggio in Serie D. Questo racconta la parabola calcistica e non solo calcistica di Taranto e del Taranto. Presidente, ma avete... Sì, è la metafora evidentemente l'immagine della parabola della città. Purtroppo quando eravamo ragazzini noi che abbiamo la stessa età, c'era Petrovic, Giovanni Cimenti, Panizza, Nardello, Gori, Fanti, Jacobone, Selvaggi, Turino, Caputi, a seconda delle partite. Questa è la squadra che ci ha fatto sognare per un po'
di essere una cittadina. Ma anche un po' prima, anche qualche altra formazione ci ha fatto sognare, anche prima di quella famosa e tragica di Erasmo Iacovone. Ma avete fondate possibilità che questa richiesta possa essere accolta? Questo non lo so, cioè adesso bisogna vedere come la valuteranno. Cioè a noi sembrava, poi sai, ho visto anche sui social polemiche, come sempre accade in questa città, ed è una cosa complicata, cioè ogni cosa che fai c'è sempre qualcuno che avrebbe fatto altro e qualcuno che sa meglio come fare. Poi insomma è veramente una città complicata la nostra, dove c'è proprio il tentativo permanente di raccontare una verità diversa, una storia altra, di criticare quando uno fa le cose, ma così non credo che faremo grande strada come città, come non la facciamo. Cioè c'è l'esasperazione dei concetti. Noi non riusciamo a esprimere un concetto rispettando l'opinione altrui. Noi esprimiamo i concetti offendendo gli altri, denigrando, e non riusciamo a essere comunità. E questa cosa è una cosa complicata da gestire in questa città, proprio nelle relazioni umane. Diciamo che abbiamo questa vocazione a dividere, a spaccare invece che a unire. Abbiamo la vocazione a esasperare i concetti, cioè quello che dalle altre parti è normale diventa motivo di confronto, a noi diventa tutto esagerato, esasperato, non ci interessa la mediazione, non ci interessa essere comunità, ci interessa dire che noi avremmo fatto meglio qualche cosa, noi siamo i più bravi di tutti e avremmo fatto sempre meglio qualche cosa. Vabbè, ma al di là di questa considerazione a rate, non lo so quali possibilità abbiamo, non ho più pari idea. Ci sembrava utile esprimere una voce e dire che per quello che conta il Consiglio Comunale di Taranto all'unanimità, in maniera coesa, con tutti i capi di gruppo, da quello di Fratelli d'Italia, cioè dal partito più di destra al partito più di sinistra, quindi tutti chiedono a gran voce che questa cosa possa essere valutata dagli organizzatori dei posti. Noi non vogliamo esercitare nessun atto di pressione, nessun atto di violenza, vogliamo avere un fermo rispetto per le decisioni che erano fatte, però vogliamo semplicemente dire la nostra voce. E la nostra voce è che una città col bacino d'utenza che c'ha Taranto, con la storia che c'ha Taranto, con i problemi che c'ha Taranto, con gli impianti sportivi nuovi, col campo nuovo, noi credo abbiamo un record, cioè siamo la prima città al mondo forse che ha il campo squalificato fino a novembre. Prima ancora dell'inaugurazione. Cioè il campo non è manco stato inaugurato, è già squalificato, insomma, però adesso anche i tifosi, i tifosi sono bravissimi. I tifosi esasperati sono da calmata, perché così non vanno da nessuna parte. Però gli ultras dovrebbero anche fare qualcosa per espellere dalle proprie fila questi soggetti che hanno semplicemente fatto un danno a Taranto e al Taranto, e quindi non si possono definire tifosi del Taranto se poi agiscono contro il Taranto. Questo poi potrebbe... Questi tifosi lo espressa ai tifosi, gli ultras, a tutti questi che insomma va espresso una gratitudine infinita. Sicuramente queste persone sostengono la loro squadra, lo fanno con passione, sopportano certo, spese, però bisogna imparare anche a fare autopulizia. Certo. Grazie Presidente, vedremo come andrà a finire questa vostra iniziativa e ci auguriamo che possa essere accolta la vostra richiesta di ripescaggio. Ci aggiorneremo senz'altro. Grazie e buona giornata Presidente Liviano. Grazie, tante cose, ciao. Linea Piero Caffio. Continuiamo a parlare di sport, ma sotto un'altra prospettiva. Le iniziative del Comune per ridurre al minimo i disagi in vista dei Giochi del Mediterraneo. Innanzitutto c'è una dichiarazione del sindaco che spiega cosa accadrà ai cantieri delle BRT. La ascoltiamo questa dichiarazione del sindaco. Molte strade che non venivano riasfaltate da molti anni sono praticamente nuove, sono dei tappeti, lo stiamo facendo con tanti disagi perché, come sapete, dobbiamo anche chiudere i finanziamenti del PNRR, in particolare quelli di BRT, anche lì stiamo correndo, ma siamo in ordine con il cronoprogramma e quindi dobbiamo poi solo dedicarci a goderci bei momenti tutti insieme. E per le BRT ce la farete entro il 30 giugno? Entro il 30 giugno saranno completate le opere principali, poi fino al 31/12 è previsto un periodo per completare i dettagli minori e entro il 31/12 va fatto il collaudo per far partire le stesse e mettere a disposizione della cittadinanza già dal 1 gennaio 2027. Stiamo valutando con l'azienda che si occuperà di gestire il trasporto pubblico locale con le BRT, oltre che il trasporto pubblico locale già esistente, con una serie di adduzioni, con una serie di miglioramenti, ma anche con una
forma di start-up per incentivare i cittadini all'uso del BRT e far scoprire quanto può essere comodo in termini di disagio nel non dover cercare i parcheggi con il proprio mezzo, un impatto sui costi e quindi inevitabilmente sul portafogli delle famiglie, ma proprio nella gestione del tempo diventerà fondamentale sapere che quel mezzo partirà con tempi certi da un punto e arriverà con tempi certi nell'altro punto, e quindi a favore della qualità della vita di ciascuno di noi. Questo per quanto riguarda le BRT, ma intanto proprio la Giunta Comunale ha approvato un atto di indirizzo finalizzato alla sospensione delle attività dei cantieri e delle occupazioni di suolo pubblico proprio in prossimità dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di garantire condizioni ottimali di sicurezza, mobilità, accessibilità e decoro urbano durante l'intera manifestazione. Tutte le direzioni comunali saranno chiamate a vigilare, a monitorare le attività al fine di prevenire i disagi. Resteranno comunque garantiti gli interventi urgenti e indifferibili che attengono alla tutela della pubblica incolumità, alla sicurezza urbana, alla protezione civile, all'igiene e alla sanità pubblica. Questo provvedimento, dice commenta il vice sindaco Mattia Giorno, nasce dalla volontà di ridurre al minimo i disagi per i cittadini in un periodo così importante per Taranto. Quindi l'obiettivo finale è quello di coniugare sviluppo urbano, organizzazione di grandi eventi e qualità della vita in un momento di significativa visibilità internazionale per Taranto. E intanto è cominciata la vendita dei biglietti per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, cerimonia che si terrà il 21 agosto allo stadio Iacovone. Alcune informazioni utili. Innanzitutto, i biglietti saranno in vendita esclusivamente online sulla piattaforma ufficiale Viva Ticket. Sono 3 le categorie di biglietti. Categoria A, secondo anello dello stadio, proposta a €15. Categoria B, che comprende le curve e il primo anello della tribuna est. Il costo dei biglietti per questi settori è di €25. Poi c'è la categoria C, la tribuna ovest, per accedere alla quale si paga €40. Oltre alla cerimonia di inaugurazione saranno a pagamento anche gli eventi di atletica previsti alle nuove strutture della Salinella, nuoto nello stadio del nuoto alla Torre d'Aiala, ginnastica artistica e ritmica che si svolgeranno a Grottaglie, pallavolo che si svolgeranno le partite al Pala Ventura, al Pala Pentassuli, al Pala Mazzola, quindi divise a Taranto e anche in altre città. Poi il basket 3x3, il tennis, la pallanuoto, il calcio, la pallamano e la scherma. Quindi queste saranno anche a pagamento e vedremo in seguito quali saranno i prezzi per accedere a queste manifestazioni. Per le altre attività l'ingresso è gratis, ma attenzione, perché anche quando l'ingresso è gratuito bisognerà comunque munirsi di biglietto sempre attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Le attività gratuite sono tiro con l'arco, badminton, bocce, box, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, karate, lotta, padel, skateboard e skate maratona, taekwondo, tennis tavolo, triathlon, vela e sollevamento pesi. Quindi queste le informazioni, le prime informazioni che abbiamo sui biglietti. Quindi ci sono alcune attività che saranno a pagamento, altre gratuite. In ogni caso, sia per gli ingressi gratuiti che per quelli a pagamento, bisogna munirsi di biglietto attraverso la piattaforma online Viva Ticket. Bene, adesso ancora linea alla regia e poi ci collegheremo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti per parlare del memorial intitolato a Massimo Battista. Bene, allora c'è un memorial che è stato presentato ieri sera dedicato a Massimo Battista, consigliere comunale
animato da grande passione civile, al di là delle posizioni politiche condivisibili o meno, ma sicuramente a Massimo Battista va riconosciuto un grande impegno, una grande onestà di impegno civile. Ne parliamo con Simona Fersini del Comitato Liberi e Pensanti, che ha organizzato questo memorial sportivo alla memoria appunto di Massimo Battista. Buongiorno Simona Fersini. Buongiorno, ci tengo a precisare che il memorial è stato voluto, pensato, ideato e anche organizzato dalla famiglia di Massimo, da Cira e dai figli Giovanni, Benedetta e Rosaria. Noi insieme all'AIL e all'Associazione Sportiva Virtus Taranto stiamo dando una mano nell'organizzazione di questo evento benefico che serve per raccogliere fondi per l'ospedale, per il reparto ematologico del Moscati. Come ha detto bene prima a Massimo non gli si può negare l'amore sviscerato per la città, il fatto di essere stato sempre dalla parte degli ultimi e aver difeso sempre i più deboli. Quindi, ecco, sì, ed era giusto dedicare una iniziativa a scopo benefico, proprio intitolarla a Massimo Battista. Diamo qualche indicazione su questo memorial, quando si disputerà, sì. Dove? Allora, il torneo di calcio si disputerà il 2 agosto alle ore 19 presso il centro sportivo Il Faro a San Vito. Sarà aperto dai bambini con un'esibizione dei bambini, proprio perché il messaggio di Massimo era rivolto soprattutto ai bambini, visto che con i genitori aveva perso quasi le speranze. E per le iscrizioni e per le informazioni ci si può rivolgere a Raffaele Cataldi. Vi dico subito il numero, sì. Il numero di telefono, perché è scritto sulla pagina dedicata. Ecco, magari diamo qualche indicazione. Quindi sì, lo troviamo su Facebook. Benissimo, esatto, sì. C'è una pagina Facebook dedicata al memorial. Il numero a cui rivolgersi è 338 986 5055. Va bene, lo troviamo sulla pagina Facebook del memorial intitolato certo. A Massimo Battista. Per concludere, un suo ricordo personale di Massimo Battista. Ce ne sono tanti, e io ogni volta che devo parlare di Massimo ho come un blocco, perché Massimo è stato tante cose, sia per il comitato sia per la città. Ricordo il suo grido quasi di rabbia, no? Verso i genitori che non riuscivano a capire quanto fosse importante tutelare il futuro di Taranto per i propri figli. E quindi la frase che più ricordo è proprio quella: bambini, io mi rivolgo a voi perché con i vostri genitori ho perso le speranze. E con questa frase grazie Simona Fersini. E quindi ricordiamo il memorial Massimo Battista, 2 agosto ai campi, ore 19. Alle 19 ai campi del Faro a San Vito. Grazie e invitiamo tutti alla partecipazione, perché questo evento appunto ha una finalità benefica. Ricordiamo quale? Al volo. È una donazione al reparto ematologico del Moscati attraverso l'AIL. Importante è la collaborazione dell'AIL, perché loro hanno messo a disposizione tutti i loro canali per raccogliere quanti più fondi possibile e devolverli al reparto ematologico. Grazie Simona Fersini per queste informazioni, e adesso buona giornata, e adesso linea a Piero Caffio ancora. Siamo quasi in chiusura di trasmissione, prima però una informazione importante, perché informazioni che raccogliamo dal portale della Protezione Civile. Siamo al bollino rosso per la giornata di oggi e di domani, ondata di calore
con temperatura percepita che toccherà anche i 35 gradi, quindi facciamo attenzione, evitiamo di uscire, soprattutto le persone più anziane, le persone più fragili, evitiamo di uscire, di stare al sole durante le ore più calde della giornata, e anche al mare protezione massima, quindi fino a domani è previsto bollino rosso, quindi ondata di calore livello 3. Facciamo attenzione perché con la salute non si scherza. E allora, concludiamo in bellezza, concludiamo celebrando la perla di Taranto, la cozza nera, la nostra cozza prelibatissima. Nonostante le difficoltà, le narrazioni tossiche di questi anni, la cozza di Taranto, quella controllata, ed è tra le più controllate, se non la più controllata al mondo, e resta una prelibatezza indiscutibile. Vediamo il servizio nell'ambito del progetto Miti di Mare, cosa si sta facendo per valorizzare questa produzione che per Taranto resta la produzione più identitaria della città. Un'esposizione di attrezzi storici e moderni che svelano l'ingegneria artigianale e la fatica quotidiana che affrontano i mitilicoltori durante la raccolta dell'oro nero di Taranto. Con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura nasce un importante spazio culturale e sociale itinerante dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio mitilicolo della terra ionica. Un percorso che rientra nell'ambito del progetto Miti di Mare promosso dal Comune di Taranto e realizzato da Isola Cooperativa Sociale, pensato per restituire alla cittadinanza e ai visitatori il profondo valore storico, sociale, ambientale e identitario della coltivazione dei mitili del Mar Piccolo. Non solo tradizione ma anche innovazione. Per il mitilicoltore Luciano Carriero questo viaggio è capace di far scoprire la storia di un mestiere tramandato di generazione in generazione e l'importanza dell'utilizzo di nuovi strumenti sostenibili. Abbiamo testato 2 materiali, la Mater B, che è un materiale biodegradabile, compostabile, poi diventa concime per i giardini della nostra città. E stiamo riutilizzando la canapa che utilizzavano i nostri genitori, i nostri nonni. Quindi da Taranto sta partendo la rivoluzione, come si dice, ambientale. Una mostra realizzata all'interno di Palazzo d'Aquino nel cuore della città vecchia, che sarà visitabile fino a domenica 28 giugno, capace di accendere i riflettori sul patrimonio produttivo ed enogastronomico locale. Secondo Francesco Cosa, assessore alle attività produttive Blue Economy di Taranto, è fondamentale la partecipazione diretta delle cooperative e degli storici operatori del settore. Una rivalsa degli stessi mitilicoltori che molto spesso vengono tacciati, appunto come dicevi, di persone che hanno un po' lasciato al proprio destino le attività. Invece stiamo rilanciando la mitilicoltura, lo stiamo facendo in maniera brillante perché vogliamo anche che la cozza tarantina sia un vero e proprio prodotto di marketing territoriale della città di Taranto. Stiamo lavorando anche sul DOP, alcuni la chiamano già cozza gold, nelle pescherie della provincia o di province limitrofe, della vicina Ostuni, presentano la cozza di Taranto come la cozza gold e va a ruba, tonnellate di cozze che vengono allevate nel primo e secondo seno. Insomma, un progetto che non guarda solo al presente, ma cerca di scrivere un futuro diverso e che, secondo Paolo Vinci, presidente di Isola Cooperativa Sociale, dimostra come le radici identitarie possano diventare il motore concreto di coesione sociale e inclusione territoriale. La cura e l'attenzione con cui sono stati trasportati e con cui c'è stato un racconto qui oggi durante l'inaugurazione ci fa capire quanto ci sia un legame diretto tanto al mare quanto agli attrezzi che ne rappresentano l'essenza. Bene, allora buone cozze a tutti, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di questa ultima puntata settimanale di Buongiorno Taranto. Grazie a tutti per l'attenzione e buon fine settimana, e grazie a Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia.